Se ragioniamo di public art e di street art a Cagliari e nell'isola, non possiamo prescindere da Manu Invisible. L'identità di Manu Invisible è ovviamente anonima, ma non è anonimo il suo linguaggio, che invece ha una cifra stilistica identificabile e connotabile. La specificità di Manu Invisible è quella di sincronizzare e connettere tutto quello che riguarda linguisticamente la grafica pubblicitaria di massa, al punto da rendere la sua tag un logo identificabile e riconoscibile, riprodotto quasi su scala industriale in ogni dove a Cagliari e nell'isola, e connettere questa tipologia di conoscenza e di specializzazione linguistica dell'arte ha una grande capacità di filtro e di attraversamento di tutte le ricerche artistiche dell'arte moderna e contemporanea. Questa connessione, questa sincronizzazione tra il mondo della grafica pubblicitaria di massa, con tutte le sue competenze e conoscenze, e il mondo della ricerca artistica moderna e contemporanea, questo incontro non si traduce in scontro, ma in una specifica e identitaria armonizzazione che costituisce il suo linguaggio. Manu Invisible è oggi tra gli artisti della scena della public art e della street art internazionali e chiaramente riconoscibile, identificabile e che ha portato anche all'interno del dibattito un valore aggiunto non indifferente.